Sono le 8 in punto e come sempre buongiorno Sicilia, bentrovati a tutti voi che seguirete questa trasmissione che vi condurrà attraverso le notizie più importanti, gli approfondimenti e tante tematiche che tratteremo insieme ai nostri ospiti di oggi. Innanzitutto subito il saluto alla collega Emanuela Corsi che è pronta per le notizie che arrivano dai giornali. Emanuela. Sì, buongiorno Roberta, buongiorno a tutti voi, insomma tra poco commenteremo le notizie regionali, ma poi naturalmente ampia pagina anche per la rassegna nazionale ed internazionale. E allora cominciamo subito con quelli che sono stati i temi trattati anche dai nostri telegiornali, che poi lo vedremo con Emanuela, trovano ovviamente un'eco sulla stampa nazionale e regionale. E parliamo intanto del caso di Mario Biondo, il cameraman palermitano, una storia che è rimasta appesa ovviamente per 12 anni, adesso arriva una svolta, non si tratterebbe di suicidio, dunque un tribunale spagnolo apre alla possibilità che l'uomo possa essere stato ucciso. Ma sentiamo il servizio. Svolta sulla morte di Mario Biondo, il cameraman palermitano trovato senza vita il 30 maggio del 2013 in Spagna. 12 anni dopo la morte, un tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che potrebbe non essere stato suicidio, accogliendo così la tesi del tribunale di Palermo, che invece indicava come probabile l'ipotesi dell'omicidio. Nel provvedimento si parla di una denuncia contro determinate persone, di numerose prove, ma i giudici spagnoli respingono l'appello dei familiari della vittima, poiché il fatto è passato in giudicato. Il cameraman italiano venne ritrovato morto impiccato ad una libreria nella casa in cui viveva con la moglie, la presentatrice spagnola Raquel Sánchez Silva, che però era in viaggio. In Spagna il caso fu subito archiviato come suicidio, ma la famiglia Biondo ha sempre contestato questa conclusione. Il tribunale di Palermo ha archiviato l'inchiesta per decorrenza di termini, affermando però che c'erano degli elementi per far pensare ad una messiscena per coprire l'omicidio. Giovedì a Barcellona la famiglia Biondo terrà una conferenza stampa per diffondere i dettagli della vicenda e annunciare il ricorso davanti al Tribunale Costituzionale. In parallelo chiederanno anche i danni all'amministrazione della giustizia per la cattiva gestione dell'inchiesta, dell'autopsia e per la decisione finale di archiviare il caso. Allora, questo è un caso indubbiamente, Emanuela, di cui davvero si parla un po' dappertutto. È stata indomita la lotta della famiglia, adesso è una svolta vera, no? In realtà per la prima volta viene accolta la tesi appunto di Pippo e Santina Biondo, i genitori del cameraman siciliano che a lungo si sono battuti per fare chiarezza e per scoprire la verità sulla morte del figlio. Non ha mai convinto questa ricostruzione appunto del suicidio, anche perché è sempre stato descritto dai familiari, anche dal fratello che lo aveva sentito fino a poco prima che morisse, insomma come un ragazzo pieno di vita, comunque ottimista e sicuramente non una persona che potesse premeditare appunto di farla finita. E allora andiamo a leggere su Repubblica, Palermo Repubblica, che proprio è stata la prima a dare questa notizia di questa novità per quanto riguarda il Tribunale di Madrid. Leggiamo appunto il cameraman morto, Madrid riapre il caso. Dopo 12 anni il tribunale ammette che Biondo potrebbe non essersi suicidato. Ci sono tante cose che non tornano appunto per quanto riguarda questa morte. Il tribunale sottolinea, dicono i legali, che nel momento del ritrovamento del cadavere, nell'immediatezza dei fatti, si sarebbero dovute sviluppare attività investigative, quindi intercettazioni ambientali e telefoniche, acquisizioni di perquisizioni che però non sono state fatte e che, dato il tempo trascorso, non avrebbero potuto essere sviluppate dall'autorità giudiziaria italiana. Ricordiamo che c'è stata anche la procura italiana che si è interessata a questo caso. Nel 2023 il team legale spagnolo presentò una denuncia al Tribunale di Istruzione di Madrid sostenendo che ci fossero contraddizioni e la mancanza di coerenza tra le evidenze raccolte e la tesi del suicidio. Una denuncia che si basava sulle valutazioni del Tribunale di Palermo appunto dell'agosto 2022, che indicava come probabile l'ipotesi dell'omicidio. Poi 3 anni fa
il GIP di Palermo ha archiviato l'inchiesta per decorrenza dei termini, ma senza escludere sempre l'omicidio. Quindi la procura italiana era indirizzata verso l'ipotesi dell'omicidio, mentre invece quella spagnola, diciamo, è sempre stata abbastanza lapidaria, parlando di suicidio. Tra l'altro lui, come diceva anche il servizio, era sposato con una famosissima in Spagna presentatrice, Raquel Sánchez Silva, che quella sera non si trovava a casa, era in viaggio a Plasencia in Estremadura, sua città di origine. Anche questa è una circostanza un po' strana. Comunque ad accendere i riflettori sul caso è stata la docuserie Netflix Le ultime ore di Mario Biondo, e adesso appunto ci sono le considerazioni dell'Audiencia provinciale di Madrid, che lascia aperta la porta a un possibile ricorso davanti al Tribunale Costituzionale. Giovedì ci sarà appunto questa conferenza stampa dove i legali spagnoli della famiglia Biondo e i genitori spiegheranno quali sono gli sviluppi e quali sono i nuovi elementi appunto per parlare di un eventuale caso di omicidio. Allora noi continuiamo, adesso però ci spostiamo, andiamo a Gela. Sono emersi i risultati dell'esame autoptico sul corpo di una donna morta a settembre. È arrivato proprio, come dire, è arrivato alla carcerazione per il suo compagno, entrambi di nazionalità romena. È femminicidio, l'ennesimo. Andiamo a Gela. Sarebbe stata uccisa al culmine di una lite nella sua abitazione di Gela, nel quartiere San Giacomo. La vittima è Veronica Abasa, 64 anni, cittadina romena. A colpirla, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il convivente, anche lui romeno, un bracciante agricolo di 40 anni. La tragedia si è consumata nella notte del 17 settembre, al termine di una violenta lite, forse amplificata dall'alcol. I vicini, allarmati dalle urla, hanno chiamato i soccorsi, ma per la donna non c'era più nulla da fare. L'uomo è stato fermato poche ore dopo e adesso si trova in carcere. Durante l'interrogatorio avrebbe fornito una propria versione dei fatti. L'autopsia ha confermato che la donna è morta per le gravi ferite riportate durante l'aggressione. Un nuovo episodio di violenza domestica che sconvolge la città. Domani la procura di Gela terrà una conferenza stampa per illustrare i risultati dell'indagine. Il domani è oggi naturalmente, ma andiamo sui giornali. Emanuela. Andiamo a vedere la Sicilia di oggi, a pagina 8, non incidente domestico ma brutale femminicidio a Gela, arrestato un quarantenne. La svolta anche in questo episodio di cronaca: la 64enne è stata uccisa dal compagno a letto dopo una festa a base di alcol. Sul corpo della vittima segni evidenti di violenza. E poi andiamo a vedere anche Repubblica Palermo, Gela massacrata a calci e pugni, arrestato il convivente. La romena Veronica Abazza è stata uccisa lo scorso 17 settembre nel quartiere San Giacomo. In manette un connazionale di 40 anni. Bene, noi continuiamo con altre notizie. Questo servizio, quello che stiamo per vedere, ci riporta a parlare del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo. Se ne parla anche sui giornali e lo vedremo tra poco con Emanuela Corsi. In realtà il centro, per la sua attività, riceve un premio internazionale. Per la prima volta un ospedale italiano, lo vedremo in questo servizio, ma il paradosso è che mentre da una parte riceve un premio internazionale per l'eccellenza, viene invece nella bozza definitiva del nuovo piano ospedaliero regionale, viene declassato a SPOC di Palermo. Sentiamo. Il centro di cardiochirurgia pediatrico di Taormina continua a raccogliere premi. L'ultimo a Washington, dove il Bambino Gesù ha ricevuto il Gold Level Health Award per l'eccellenza raggiunta nei supporti salvavita. Un riconoscimento che premia i programmi in tutto il mondo che si distinguono per l'implementazione di processi, procedure e sistemi che promuovono l'assistenza sanitaria e che rappresenta per i pazienti e le famiglie l'impegno e l'alta qualità, con protocolli definiti per i pazienti e formazione avanzata di tutto il personale. A ritirare il prestigioso premio la dottoressa Rosanna Zanai, la dottoressa Daniela Grasso, la dottoressa Ines Andriani e la dottoressa Chiara Tornambè. Il CCPM di Taormina è la prima struttura in Italia a ricevere questo riconoscimento e la quinta in Europa.
Tutto questo sembra paradossale, mentre cresce la polemica sul futuro del reparto. L'inserimento come Spock di Palermo potrebbe indurre il Bambino Gesù a lasciare l'ospedale San Vincenzo, soprattutto a causa dei numeri inseriti nella relazione presentata dalla Regione al Ministero, numeri che secondo diversi fronti politici e sindacali non sarebbero veritieri, ma solo spiegati da logiche politiche per favorire Palermo. Ed entriamo nel dettaglio, Emanuela. Sì, una vicenda che tu conosci anche molto bene, Roberta, sì, quella della CCPM, che è andato avanti finora di proroga in proroga, esatto, salvo poi arrivare appunto a questo declassamento, di questo si tratta. Eppure il paradosso è che il centro è la prima struttura in Italia a ricevere un riconoscimento tanto prestigioso ed è la quinta in Europa, quindi stiamo parlando di numeri veramente eccellenti, e leggiamo sulla Sicilia: il CCPM ha ricevuto a Washington il premio Gold Level ELSO Award, che premia, spieghiamo che cosa, i programmi in tutto il mondo che si distinguono per l'implementazione di processi, procedure e sistemi che promuovono l'assistenza sanitaria. Rappresenta per i pazienti e le famiglie un impegno verso un'assistenza sanitaria e dimostra alla comunità standard di alta qualità, attrezzature e forniture specializzate, protocolli definiti per i pazienti e formazione avanzata di tutto il personale. Però questo, diciamo, per quanto riguarda i riconoscimenti mondiali, di fatto la Regione ha declassato questo centro. Infatti ricordiamo che domani ci sarà una conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, che proprio in questi giorni ha puntato il dito contro la Regione e soprattutto contro i numeri dell'altro centro di cardiochirurgia pediatrica che si trova al Civico di Palermo. Secondo i 5 Stelle i numeri del Civico sarebbero stati gonfiati proprio per, come dire, sostenere maggiormente quel centro palermitano a scapito poi di quello taorminese, ma poi naturalmente domani scopriremo tutti i dettagli appunto in questa conferenza. E adesso invece parliamo di incidenti stradali, Emanuela. Lo facciamo anche, come dire, raccontando un incidente, anzi due incidenti occorsi proprio ieri. Parliamo della Palermo-Mazzara del Vallo. Le immagini, le fotografie poi sono diventate anche virali, perché vedere un tir posto in modo proprio trasversale sulle due carreggiate di un'autostrada fa un po' effetto. È un fenomeno del quale ci occupiamo, giocoforza, praticamente tutti i giorni. Vediamo intanto cosa è successo ieri. Mattinata di passione sull'autostrada 29 Palermo-Mazzara del Vallo per due incidenti che hanno paralizzato il traffico in entrambe le direzioni. Il primo incidente si è registrato tra Carini e Capaci in direzione Palermo, dove un tir ha perso il controllo ed è uscito fuoristrada invadendo le due carreggiate. L'autista di 60 anni è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato a Villa Sofia. Le operazioni soccorso hanno provocato per diverse ore code chilometriche, con il traffico che ha subito pesanti rallentamenti già da prima dello svincolo di Carini, dove è obbligatorio immettersi verso l'uscita dall'autostrada. Conclusa la rimozione del mezzo, si transiterà sulla corsia di marcia fino alla sostituzione delle barriere di sicurezza. Il secondo incidente in direzione Trapani si è verificato all'altezza dello svincolo di Mondello e ha paralizzato la viabilità in uscita, aggravando ulteriormente la situazione. La presenza di numerosi veicoli coinvolti ha costretto le autorità a chiudere i tratti dell'autostrada in entrambe le direzioni, con conseguenze immediate anche sulla statale 113. Allora, questo ieri, Emanuela, in effetti insomma non è finita qui, perché anche ieri ci sono stati altri incidenti e la tematica incidenti mi sembra bene evidenziata. Sì, vediamo sulla Sicilia Web, a proposito di questo incidente a cui fai riferimento, un'auto che si ribalta sulla A18 ieri sera, il conducente è ferito. Stiamo parlando dell'autostrada Messina-Catania, all'altezza del casello di San Gregorio, pochi chilometri più avanti. Un veicolo si è ribaltato, fortunatamente non ci sono gravi conseguenze per il conducente, ma sicuramente è stato un incidente spettacolare, soprattutto per le condizioni dell'autovettura. Ma torniamo appunto alla mattinata d'inferno, così titola Repubblica a Palermo. In macchina incolonnato per 5 ore in ostaggio dell'autostrada A29. Tanto è durato il viaggio da Trapani a Palermo per i problemi causati dall'incidente
a un tir all'altezza di Capaci, e qui vediamo appunto l'auto articolato che ha praticamente occupato quasi tutta l'autostrada, ma vediamo anche la Sicilia di oggi nelle pagine di Palermo, che si occupa appunto di questo problema forse atavico per quanto riguarda le nostre autostrade, i continui incidenti e la mancanza di sicurezza, autostrade da incubo e tra incidenti ma anche lavori, giornata infernale, un tir si ribalta e blocca l'ingresso in città sulla A29, l'altra carreggiata paralizzata da un altro scontro, caos per più di 10 ore, ancora file per i cantieri invece a Bagheria. Vai. Vado. Tanto devi solo riprendere fiato, esatto, Emanuela, okay. Anche perché fra un attimo, giusto il tempo di darvi un'altra notizia, Emanuela continuerà naturalmente con la rassegna stampa dei quotidiani regionali. L'inchiesta sul rapimento lampo a Vittoria del 17enne, lo ricordiamo questo caso rilasciato dopo 24 ore, passa alla direzione distrettuale antimafia di Catania. Il fascicolo dalla procura di Ragusa aveva escluso l'ipotesi dell'estorsione. Adesso invece si potrebbe seguire questa pista e quella della criminalità organizzata sul territorio ragusano. Quindi questa notizia, questo fatto comincia ad assumere dei contorni molto molto diversi. Allora Emanuela, a te per la rassegna stampa dei nostri giornali. Riparto proprio da questa notizia, Roberta. Allora vediamo la prima pagina della Sicilia, il giallo di Vittoria, ipotesi estorsiva e odore di mafia sul rapimento. Adesso indaga la DDA, e poi vediamo le altre notizie. La politica siciliana, Cuffaro, il no padano, lui come Vannacci, l'accordo Lega Democrazia Cristiana, e poi all'Ars l'ultima moda, addio sagre invece è padel mania. E poi vediamo anche qui in prima pagina il caso del finto incidente in casa che nasconde un femminicidio a Gela. Andiamo all'interno delle pagine della Sicilia e quindi andiamo a vedere appunto questa notizia su questo sequestro lampo avvenuto a Vittoria, estorsione, pista mafiosa. Il giallo di Vittoria va adesso alla DDA, il rapimento lampo del 17enne, inchiesta appunto che si trasferisce da Ragusa a Catania. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di Catania. In primo piano il Tondo Gioieni, terza gara d'appalto per il drenaggio dell'acqua piovana. E poi, visto che prima parlavamo appunto di autostrade, strade siciliane, tangenziale tra cantieri e chiusure. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Palermo, c'è la sanità di Repubblica, Palermo scusate, c'è la sanità in primo piano ancora una volta, ciclone sanità sulla regione, Fratelli d'Italia pronti ad uscire dalla giunta. Questa è la notizia del giorno, una maggioranza che scricchiola, quella del governo regionale, soprattutto il nodo su cui non si trova più un'intesa è quello proprio della sanità e delle nomine. Schifani vola dalla Russa per cercare di sanare appunto la rottura nel centrodestra dopo le nomine. I meloniani minacciano l'appoggio esterno e poi i 5 Stelle che dicono si è aperta ufficialmente una crisi di governo. Velocemente vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud. E allora vediamo qualche notizia siciliana. Intanto nel taglio basso Messina, giù gli ecomostri del centro, piano di rigenerazione urbana. Nell'area riprendono i lavori di demolizione, verranno abbattuti l'ex casa del portuale e i vecchi silos ridotti a discarica. Ma all'interno della Gazzetta del Sud si parla anche, vediamo se riesco a trovare la pagina, ecco, flop del bando sul turismo, più tempo per i 135 milioni, solo una decina sono state le istanze a pochi giorni dalla scadenza e contributi dell'Unione Europea a rischio restituzione. Adesso la Regione accoglie le richieste di proroga degli imprenditori proprio per utilizzare questi fondi e implementare il turismo siciliano. Si parla anche di ponte. Oggi in settimana ci saranno i chiarimenti
alla Corte dei Conti e all'Unione Europea. Lo assicura il vice premier Matteo Salvini al termine del vertice che si è svolto ieri nella sede del Ministero dei Trasporti assieme con i tecnici del MIT e della società Stretto di Messina, 2 tavoli distinti che alla fine coincidono anche perché la Corte ha chiesto chiarimenti sui vincoli europei. Vediamo l'ultima prima pagina di oggi, quella del Giornale di Sicilia, e vediamo che anche qui insomma il tema della sicurezza autostradale è in primo piano. Autostrada giorno d'inferno, un tir carico di detersivi si ribalta e blocca tutte e 2 le carreggiate della A29 all'altezza di Isola, lunghe riparazioni, automobilisti imbottigliati fino a sera tra ritardi e aerei persi. E poi, a proposito di detersivi, confisca revocata, i beni tornano a Ferdico, scagionato il re dei detersivi, i giudici chiudono il caso dopo 13 anni, imprenditore vittima di estorsioni ma non era colluso. E poi velocemente vediamo anche un po' di sport. E allora vediamo il Catania sulla pagina sportiva appunto della Sicilia. Raimo, Catania in crescita, la partita di Giuliano, il crocevia fondamentale. Giorno dopo giorno i nuovi si inseriscono al meglio, ci conosciamo di più, si può soltanto migliorare in un girone equilibrato. Un mio gol al Massimino sarebbe una bella festa da condividere con i tifosi. Queste le parole appunto di Raimo in questa intervista esclusiva di Giovanni Finocchiaro. E poi il Catania che festeggia appunto la vittoria nel derby contro il Siracusa, ma a Siracusa c'è rabbia post derby, tifosi infuriati, squadra sul banco degli imputati, unico sorriso il rientro di Molina. Ricordiamo, gli azzurri sono ultimi in classifica, da oggi pomeriggio testa al Sorrento, ci sarà anche l'attaccante che ha scongiurato infortuni gravi dopo la botta alla testa al Massimino. Ci fermiamo per il momento, solo per il momento, andiamo a guardare invece che cosa accade in questo momento in strada. Andiamo subito con la nostra telecamera su via Vincenzo Giuffrida, come sappiamo arteria fondamentale di accesso alla città dall'autostrada. Ecco qua che vediamo appunto un traffico veicolare, soprattutto in uscita piuttosto snello, non ci sono code particolari se non a un semaforo come state vedendo. Ci spostiamo adesso su Viale Odorico da Pordenone, proprio in prossimità dell'ex Tondo Gioeni, e vediamo un scorrimento diciamo abbastanza fluido, con qualche intoppo, con qualche coda che poi è tipico di questa zona della città di Catania. Pronti invece a osservare l'Etna, una giornata serena. Emanuela, non so se tu sei un'estimatrice, sicuramente, per cui insomma come vediamo la vetta è soltanto lambita da nubi assolutamente chiare. Quando siamo venute al lavoro c'era un'immagine che era spettacolare, perché si vedeva una luna piena proprio che sovrastava l'Etna, ed era una cosa veramente una cartolina che solo forse in Sicilia riusciamo veramente a vivere. In effetti, Emanuela, queste sembrano cartoline, ma vi assicuriamo sono frutto della nostra osservazione con delle telecamere. Andiamo a Taormina, un altro punto di osservazione davvero meraviglioso del paesaggio che la nostra Sicilia ci sa offrire. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, poi torneremo con la lettura dei giornali insieme a Emanuela Corsi. A tra poco. Siamo tornati in studio a Buongiorno Sicilia, pronti per tornare con Emanuela Corsi ai giornali nazionali e internazionali. A te. Sì. Partiamo dal Corriere della Sera, sono tante le notizie in primo piano, le vedremo una per una. Intanto in apertura c'è la politica italiana, le ultime regionali in Calabria che hanno visto dominare il centrodestra. Calabria domina il centrodestra, il governatore uscente Occhiuto, che ricordiamo si era dimesso per ripresentarsi a questa nuova tornata elettorale, fa il bis con più del 57%.
20%, coalizione PD e Movimento 5 Stelle staccata di oltre 16 punti. Meloni premiato il buon governo, questo è il commento della Premier. Forza Italia è il primo partito in Calabria, Tridico deluso, ho avuto poco tempo. Tridico che appunto era il candidato della coalizione appunto della Fronte Progressista, e quindi vediamo qui le percentuali. Appunto Roberto Occhiuto che vince con il 57,4%, Pasquale Tridico invece si ferma al 41,6%. C'è un'intervista alla vice premier Salvini che dice: noi vinciamo uniti, spero che ora su Salis nessuno tradisca. Ricordiamo il voto al Parlamento europeo per quanto riguarda l'immunità parlamentare appunto di Ilaria Salis, che era stata imprigionata in Ungheria. E poi Lashline che va avanti, le tensioni a sinistra, finisce sotto attacco però l'alleanza con Conte. Andiamo a vedere le altre notizie. Intanto c'è questa fotonotizia dedicata ad un altro femminicidio. Da Bra alla Spagna, morta a Formentera, in cella il compagno. Lei si chiamava Luisa Asteggiano, di 45 anni, è stata trovata senza vita domenica in un appartamento a Formentera. Aveva dei lividi sul corpo, è stato arrestato un italiano di 51 anni. E poi le altre notizie per quanto riguarda la politica internazionale. Capita ancora una volta, la Francia è nel caos, Le Cornu si dimette, l'appello del presidente Macron. L'Eliseo colloqui fino a domani per scongiurare un'altra crisi. E poi ricordiamo che oggi è il 7 ottobre, 2 anni fa, l'attacco terroristico di Hamas a Israele con migliaia di morti, con degli ostaggi. Da lì prese il via quella che è una guerra sanguinaria appunto in Medio Oriente. Allora a Gaza intanto sono partiti i negoziati su ostaggi e prigionieri per votare questo piano di pace voluto dal presidente Trump, accettato subito dal premier israeliano Netanyahu, ma adesso bisogna vedere quale sarà la posizione definitiva di Hamas. Trump però dice agire in fretta, intanto Netanyahu che sente Putin. Ancora, sempre sulla prima pagina, vediamo Leone XIV che limita i poteri dello IOR, investimenti, basta, esclusiva. Lo IOR non avrà più l'esclusiva degli investimenti, come da 3 anni a questa parte. La decisione è stata resa pubblica appunto da Papa Leone XIV con un motu proprio. La responsabilità per gli investimenti sarà condivisa con l'APSA, un segnale di fiducia alla Curia. E poi si torna a parlare di una bomber che per anni aveva terrorizzato soprattutto il nord-est italiano. Una bomber, il DNA ha escluso tutti gli indagati, la perizia su 11 profili. Ma intanto andiamo a vedere all'interno del Corriere della Sera la notizia in primo piano, cioè le regionali in Calabria che hanno sancito la vittoria per la seconda volta di Occhiuto. Bis appunto di Occhiuto sopra il 57%, Campolargo è flop. E intanto andiamo a vedere sempre su questa pagina quali sono i prossimi appuntamenti elettorali per quanto riguarda le prossime regionali. Intanto al voto sono già andate diverse regioni. Ricordiamo le Marche sono state le prime assieme alla Valle d'Aosta il 28-29 settembre, poi adesso è stata la volta della Calabria. Andiamo a vedere appunto il prossimo appuntamento il 12 e 13 ottobre, quindi questo fine settimana toccherà alla Toscana, dove per il centro-sinistra è stato schierato Eugenio Giani, che sfiderà invece il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi. E poi l'ultimo appuntamento invece il 23-24 novembre, che vedrà tre regioni alle urne, e quindi Campania, dove per il centro-sinistra il candidato è Roberto Fico, manca ancora un nome per il centrodestra. Stessa situazione per quanto riguarda la Puglia, dove invece il candidato del centrosinistra è Antonio De Caro, e anche in Veneto manca il nome che dovrà rappresentare appunto il centrodestra dopo Zaia. Invece il centrosinistra ha puntato tutto su Giovanni Mallido.
E poi andiamo a vedere appunto questi risultati. I risultati, oggi c'è anche una grafica per quanto riguarda le regionali 2025, europee 2024, i confronti, le politiche del 2022 fino ad arrivare alle precedenti regionali del 2021. Nel PD tensioni sull'alleanza, i riformisti, basta populismo, quarta pelle, ora proposte serie, pesano le difficoltà dei 5 Stelle, ma Schlein ai suoi dice andiamo avanti. Andiamo a vedere invece un'altra notizia, la politica internazionale, quindi a Sharm el Sheikh in questo momento ci sono gli occhi del mondo puntati perché sono partiti i colloqui appunto ieri per arrivare ad una tregua alla fine della guerra in Medio Oriente. Per Hamas i leader all'estero, per Israele Dermer e uomini dei servizi, con loro Stati Uniti, Qatar ed Egitto. Questi sono i partecipanti appunto a questi colloqui. Vediamo qui anche i nomi che rappresentano la delegazione israeliana, poi naturalmente la delegazione di Hamas, le due parti coinvolte in questa guerra, e poi c'è la delegazione statunitense rappresentata da due nomi, in primis Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca, e poi Jared Kushner, che è il genero di Donald Trump, e poi naturalmente la delegazione dei paesi arabi. Dicevamo, oggi è il 7 di ottobre, 2 anni fa, il via a questa sanguinosa guerra, e allora c'è un reportage oggi sul Corriere. Lungo la strada del 7 ottobre è sorto un museo del dolore. Hamas, cancro da estirpare, la rabbia dei soldati di passaggio, finire il lavoro, vicini i boati dalla striscia. Questo è il racconto appunto a 2 anni dalla strage. Intanto oggi è allerta in tutta Italia, sono sorvegliati oltre 200 obiettivi sensibili. Ricordiamo naturalmente una guerra che ha avuto i suoi riflessi a livello internazionale, ma tutto è partito, abbiamo detto, dal 7 ottobre del 2023, quando Hamas all'alba provocò la morte di 1219 persone, per lo più civili, secondo i dati ufficiali. Poi c'è stata la risposta palestinese e da lì il via ad un'escalation di guerra che purtroppo continua a mietere vittime, tra queste soprattutto civili, soprattutto bambini. Supernova è il nome, leggiamo. Ricordiamo anche del festival musicale che fu uno dei luoghi della strage del 7 ottobre vicino alla kibbutz di Reim. L'attacco contro il raduno di giovani fu realizzato appunto dalle brigate che provenivano dalla striscia di Gaza durante il massacro compiuto da Hamas. Ricordiamo anche quelle immagini quando arrivarono addirittura dal cielo per colpire questi giovani, e ci fu una vera e propria carneficina. La Stampa oggi apre proprio con questa data: ostaggi del 7 ottobre, a 2 anni dall'assalto di Hamas che ha cambiato le nostre vite, parlano le famiglie dei rapiti in mano ai miliziani. Uno dei punti del piano di pace di Trump è proprio quello del rilascio degli ostaggi. Ricordiamo, molti dei quali sono morti, però comunque il rilascio di quelli vivi e di quelli morti è appunto uno dei punti cardine di questo piano. Sono in tutto 20. Andiamo a vedere il Riformista. 2 anni dopo, scrive: dalla disumana carneficina del 7 ottobre al tavolo negoziale, Hamas sconfitta, Israele e Stati Uniti protagonisti del piano di pace. Il manifesto, il titolo è Il tempo di Gaza, e vediamo appunto le macerie nella striscia. Avvenire, invece, il titolo: Memoria per la pace. Nel secondo anniversario del pogrom del 7 ottobre si aprono le trattative sul piano Trump. Parolin: le vittime non sono danni collaterali, liberare gli ostaggi, coinvolgere i palestinesi. La Repubblica invece mette oggi in primo piano la situazione della politica francese. La Francia nel caos, Macron rischia tutto. Il premier Le Cornu subito dimissionario. Le Cornu, che aveva sostituito Bayrou dopo appunto la sfiducia poche settimane fa. Le Cornu, tra l'altro, indicato proprio da Macron, sempre all'insegna del macronismo, ma appunto anche qui è saltato il banco per il premier. Il presidente prova a rilanciare: ancora 48 ore di trattative, se falliscono mi assumo le mie responsabilità. E allora andiamo a vedere all'interno. Francia, la notte della politica. Le Cornu si dimette subito, Macron invece che gli dà altre 48 ore. Il premier lascia dopo aver presentato
i ministri, il Presidente della Repubblica accetta il passo indietro, poi però lo richiama, nuove consultazioni fino a mercoledì. Le Pen, la leader del Rassemblement National, dice il capo dello Stato se ne vada, è ancora una volta un'occasione per le opposizioni, per quanto riguarda Le Pen, per l'estrema destra e poi anche Mélenchon invece per la sinistra, di chiedere appunto le dimissioni di Macron. Vediamo i numeri, 16 mesi. La crisi della Francia è iniziata 16 mesi fa, un'instabilità dopo le elezioni per il secondo mandato appunto di Macron, e poi Le Cornu è stato nominato a capo del governo soltanto lo scorso 9 settembre, quindi vediamo che veramente c'è un equilibrio molto precario, è il quarto presidente del Consiglio, insomma il quarto premier che si succede. Leader nel mondo, debole a Parigi, sul paradosso di Emmanuel si gioca il destino dell'Europa. La Francia oggi è l'anello debole dell'Unione Europea, ma senza la sua spinta geopolitica l'Unione verrebbe travolta dai suoi nemici autocrati. Allora Emanuela, grazie. Stavo considerando come effettivamente questo 7 ottobre, insomma, non ce ne siamo forse neanche accorti, abbiamo solo raccontato numeri di morte e mi sembra che su Riformista si dicesse ci si avvia forse verso un nuovo giorno della memoria, no? Il 7 ottobre, come se potesse essere considerato tale. Sì. Ed è sicuramente insomma l'emblema di una data assolutamente tragica. Sono passati 2 anni, quindi insomma oggi impera, non c'è niente da dire. Sono passati 2 anni, si sono finite di contare ormai le vittime, sì, perché sono talmente tante, sì, e soprattutto c'è una popolazione che sicuramente paga delle conseguenze non sue, ecco. Quindi ci sono tante riflessioni da fare su le guerre. Secondo me non sono mai giuste, Roberta, non c'è mai una motivazione che possa giustificare la violenza e l'odio, soprattutto quando si cerca la pace non si usa mai la violenza e non si fa mai la guerra. E allora, grazie Emanuela, considerazione quasi, come dire, spontanea dopo questa lettura dei quotidiani nazionali su tematiche internazionali così importanti. Ci fermiamo e poi inizieremo a parlare degli argomenti di oggi. Cominceremo con la tematica dell'obesità, che è stata riconosciuta come malattia. A tra poco, a Buongiorno Sicilia. Bentrovati, Buongiorno Sicilia adesso apre una pagina dedicata a una tematica estremamente importante, perché parliamo dell'obesità, che è stata riconosciuta recentemente in Senato, l'approvazione in Senato di una legge che parla di obesità come una vera e propria malattia cronica. Questo significa che si tratta ovviamente non solo di un fenomeno guardato come estetico o lesivo di alcune cose della propria vita, o magari l'elemento attraverso il quale avviene, che ne so, la beffa, la derisione degli altri. Questo è qualcosa di molto più importante. Ne parliamo oggi con un professore dell'Università di Catania, ordinario di endocrinologia UniCT, il professore Sandro La Vigniera. Buongiorno, bentrovati. Allora, è un riconoscimento di legge. Vogliamo cercare di capire intanto in che cosa cambia da questo momento? Sì, allora è un momento storico, è un momento di svolta, perché il 1° di ottobre il Senato ha approvato in via definitiva la legge sull'obesità, cioè significa che il nostro Paese, il primo nel mondo, quindi un plauso alla nostra classe politica, riconosce l'obesità quale malattia cronica e pertanto l'obiettivo è quello di andarla a collocare nei livelli di assistenza essenziali. Questo è un passaggio molto importante nel momento stesso in cui il riconoscimento dell'obesità come patologia cronica va diciamo così, a rendere concreto quello che è lo sforzo che ormai da tanti anni facciamo dal punto di vista
diagnostico e terapeutico. Lei deve pensare, dottoressa, che in Italia circa il 12% dei cittadini presenta un quadro di franca obesità, un 40% vive una condizione di sovrappeso, e se poi andiamo a guardare il dato epidemiologico nella fascia adolescenziale, un ragazzino su 3 ha problemi di sovrappeso. Quindi è un problema che epidemiologicamente è molto rilevante, ma la cosa chiaramente più preoccupante è il fatto che l'obesità è una sorta di imbuto, no? Imbuto dentro il quale poi si vanno a slatentizzare tutte le complicanze dal punto di vista poi della cronicizzazione del percorso, complicanze cardiometaboliche, complicanze nefrologiche, complicanze vascolari, complicanze riproduttive, e poi, come giustamente ha detto bene lei, c'è il grosso problema dello stigma sociale. È così. Non è una colpa l'obesità è una malattia, ha una caratteristica in particolare, quella di essere una malattia cronica, progressiva, ma soprattutto recidivante. Quindi la caratteristica il principale è quella della problematica di poter avere il contraccolpo della ricaduta, perché alla base dell'obesità ci sono sicuramente fattori genetici, però sui fattori genetici poi che predispongono certamente, che però poi su questi fattori intervengono dei fattori legati alla incapacità che abbiamo spesso di controllare la fame, e da questo punto di vista la predisposizione genetica, la incapacità di controllare la fame, la scarsa qualità dei cibi, non dimentichiamoci del problema di quello che non tanto l'aumento dell'introito calorico rispetto alla spesa energetica, che chiaramente è alla base, no, poi dell'aumento di peso, ma proprio la qualità dei cibi. Basti fare l'esempio ad esempio del contenuto in diossina di alcuni cibi, quindi la filiera, no, l'aspetto qualitativo dei cibi che arriva sulla nostra tavola, in grado poi di innescare dei meccanismi endocrini che vanno a complicare ulteriormente. Allora, però io, professore, vorrei cercare di far arrivare al pubblico che ci sta seguendo anche quello che significa entrare in un percorso, perché intanto bisogna avere riconosciuta la malattia come tale. Allora, come succede? Cioè io vado da un medico, mi viene riconosciuto un livello di obesità in base ai parametri, una volta si parlava soltanto dell'indice di massa corporea, forse ci sono altri parametri, e una volta attestata questa cosa da un medico io entro probabilmente in un percorso. E funziona così adesso? Allora, assolutamente. Dunque, partiamo dal presupposto che l'indice di massa corporea, che è un rapporto che mette assieme peso e altezza, rimane tutt'oggi, nonostante sia criticatissimo, valido, perché chiaramente non considera la percentuale di massa grassa, però rimane l'indice classificativo. Okay. Tant'è che anche dal punto di vista farmacologico, noi adesso viviamo una fase storica caratterizzata dalla possibilità di trattare per la prima volta farmacologicamente in maniera efficace, l'indice di massa corporea rappresenta il requisito, perché per avere accesso alla terapia farmacologica il paziente deve avere almeno 30 di indice di massa corporea oppure 27, ma maggiore di 27 associato a comorbidità, cioè a dire l'ipertensione, l'alterata glicemia a digiuno, l'insulinoresistenza, l'aumento dei livelli di colesterolo piuttosto che l'aumento dei livelli di trigliceridi. Quindi l'indice di massa corporea rimane classificativamente l'elemento di base, seppur criticatissimo. Sulla base dell'indice di massa corporea noi possiamo classificare l'obesità in obesità di primo grado, secondo grado e terzo grado. Terzo grado è sopra 40, quando in realtà poi diventa quasi sempre poi l'approccio in chirurgia bariatrica, chirurgica. 30-35 primo grado, 35-40 secondo grado. Fra 27 e 30 si parla ancora di sovrappeso. Dicevo, è un indice molto criticato perché non tiene conto della percentuale di massa grassa. Poi c'è il grande problema della distribuzione dell'adipe, cioè noi diamo molto peso alla circonferenza vita. La circonferenza vita ha dei criteri molto rigidi e per i caucasici noi consideriamo un aumento, diciamo, un cut-off, una soglia patologica di circonferenza vita, l'aumento nel maschio maggiore di 94 cm, nella donna 80. Perché la circonferenza vita? Perché è espressione del deposito di grasso viscerale
viscerale, il grasso più pericoloso, quello che può innescare malattia metabolica, malattia vascolare ed è espressione di resistenza insulinica. Senta, le faccio una domanda su un caso specifico, no? E lei parla di circonferenza vita che molto spesso, anche nel caso di donne che arrivano alla menopausa, diventa un problema reale. C'è oggettivamente una difficoltà di gestire proprio la circonferenza vita in quella fase della vita di una donna? Perché? Sì, ha fatto una domanda molto importante. Vede, la donna nella fase della transizione climaterico-menopausale comincia a perdere gli estrogeni. Gli estrogeni si riducono progressivamente. Lei deve sapere che gli estrogeni esercitano assieme all'insulina un'azione di controllo sull'ipotalamo nei confronti della capacità di frenare la fame edonistica, la fame di gratificazione, che è veramente importante. Quindi proprio in menopausa si assiste ad una modifica anche della distribuzione del grasso corporeo che da gluteo femorale diventa appunto viscerale. Ecco che in quel momento quello che noi definiamo binge eating, cioè disordine del comportamento alimentare nella donna in menopausa, esplode e osserviamo degli incrementi di peso e degli incrementi di livelli di resistenza insulinica molto rilevanti, tant'è che la donna in menopausa proprio epidemiologicamente riflette una condizione di picco di questo tipo di problematiche. Bisogna combattere allora un po' di più, no? Con il movimento fisico, con la giusta alimentazione, ma è un combattimento possibile. Ma vede dottoressa, noi finora con l'obesità abbiamo avuto una lotta impari perché l'approccio nutrizionale è la base, la dieta, cioè sapere scegliere gli alimenti, ma soprattutto sapere avere un calcolo delle calorie in entrata, delle calorie in uscita, deve diventare, e questo la legge lo prevede, deve diventare un'acquisizione formativa di base. Però lei consideri che la dieta, l'attività fisica, oggi finalmente abbiamo dei farmaci che hanno veramente rivoluzionato l'approccio clinico, perché sono dei farmaci che ti danno due grandi vantaggi. Il primo è quello di finalmente avere un meccanismo d'azione molto potente sul controllo della fame. Il secondo è quello di proteggere uomini e donne dagli eventi vascolari. Noi abbiamo con le due molecole, sono due le molecole approvate per il trattamento dell'obesità, si chiamano semaglutide e tirzepatide. Noi con queste molecole, grazie a Dio, abbiamo dei trials già pubblicati su riviste molto prestigiose, quindi già consegnate alle linee guida delle principali società, dove questi farmaci dimostrano una cosa, dimostrano di proteggere l'obeso dall'evento vascolare che noi definiamo tecnicamente MACE, cioè l'infarto del miocardio e lo stroke. Questo rappresenta un qualcosa di veramente fondamentale, perché andare ad avere la possibilità di controllare la fame e ridurre l'evento vascolare attraverso un approccio farmacologico finora non era appunto nelle nostre armi, quindi è chiaro che guardiamo a questa problematica con grande ottimismo. Allora, vedo che il tempo a nostra disposizione sta finendo, perché l'argomento è talmente bello e ampio che ci vorrebbe, devo dire, un'altra pagina. Questi farmaci, professore, che sono, credo di aver capito, anche i farmaci che sono stati utilizzati per il trattamento del diabete, no? Certo. Qualcuno di questi, e vengono poi, dati tramite Servizio Sanitario Nazionale, o ancora non ci siamo a quel punto? Allora, le molecole nel diabete hanno un principio di rimborsabilità con la nota AIFA 100 nel diabete. Nell'obesità ad oggi vale come tutti il principio della detraibilità, non della rimborsabilità, quindi in classe C è a carico dell'assistito. È chiaro che una prospettiva importante diventa quello di stratificare gli obesi per classi di rischio, per identificare le persone che poi di fatto necessitano del principio di rimborsabilità per queste molecole. Dieta di moda. Attenzione, le diete le dà il medico, giusto? Ma non esiste la dieta di moda, esiste, ripeto... Di moda è tra virgolette, esatto, lei mi sì, no, lei è giustamente... esiste semplicemente il buon senso, cioè nel senso, noi abbiamo un introito calorico e una spesa energetica, dobbiamo essere bravi a calcolarla, affidarci a persone competenti, dopodiché, come si dice, 2 più 2 fa 4, insomma. Assolutamente. Una cosa mi piace molto, è stata istituita, contestualmente all'approvazione di questa legge, una giornata, che è la giornata del 16 maggio, sarà la giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico. Professore, qui di strada ne dobbiamo fare veramente tanta. Sì, noi sabato avremo una giornata congressuale sull'obesità adolescenziale, dove appunto introdurremo questo principio.
dobbiamo combattere lo stigma, anche perché lo stigma impatta sulla capacità di socializzazione dei nostri ragazzi, soprattutto perché quella è la fascia più a rischio, per cui anche da questo punto di vista avere armi aiuta tantissimo. Grazie professore, è stato un piacere averla ospite a Buongiorno Sicilia. Noi ci fermiamo per una pausa e andiamo veramente a guardare come sarà il tempo in Sicilia, lo facciamo insieme al professore e poi cambiamo argomento, ci occupiamo delle giornate FAI. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole prevalente nella giornata di martedì sulla nostra penisola, solo un po' più di variabilità sulle Dolomiti e qualche residua nota instabile che interesserà ancora le regioni meridionali, specie il Basso Tirreno. Sulla Sicilia qualche residuo fenomeno sparso coinvolgerà ancora il Messinese e un po' di neve magnata a partire dai 1900 metri di quota sui settori interni. Venti ancora tesi con mari infatti mossi e temperature massime che risulteranno comprese tra i 21 e i 25 gradi. Nel corso della giornata di mercoledì sulla Sicilia poco cambierà, ancora ampi spazi di cielo sereno, qualche nuvola in più potrà insistere sulle coste settentrionali, venti ancora a tratti sostenuti con mari che risulteranno mossi e specialmente al largo. Temperature senza particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito alle vostre località sull'app di Trebi Meteo. Giornata molto al femminile, quella di Buongiorno Sicilia. Oggi è andato via il nostro professore sul tema dell'obesità, davvero interessante, però mi ritrovo con due signore che saluto perché oggi parliamo delle giornate FAI d'autunno, quindi vicino a me Stefania Scoglio, delegata eventi FAI, e accanto a lei abbiamo Enrica Oliveri, capogruppo FAI Giovani. Ben trovata, ben trovate. Allora, noi delle giornate FAI abbiamo parlato nei nostri telegiornali, ieri c'è stata la presentazione di queste due giornate molto belle dedicate a bellezza, alla possibilità di fare secondo quello che credo che facciano poi tutti quelli che visitano i luoghi, questi tesori, no, delle giornate FAI, un respiro profondo, no, tra la bellezza e tra cose che a volte noi pensiamo di vedere, di conoscere, non conosciamo per niente. È vero Stefania? Assolutamente sì. Intanto grazie. Il nostro oggi è un voler sensibilizzare un tema così profondo, è esattamente quello di far conoscere e valorizzare il nostro territorio. Quest'anno abbiamo scelto dei percorsi tematici, se vogliamo, affidati alle capodelegazioni. Adesso vi parleremo un po'. In effetti una chicca molto particolare che io per prima ho conosciuto e sto conoscendo grazie alla nostra amministrazione, al FAI sicuramente, al Comune di Catania, ma anche alla Questura di Catania, è il Boschetto della Playa. Sì, perché una delle mete FAI di quest'anno è il boschetto, no? Assolutamente, peraltro è arricchito. Intanto quello che stiamo volendo portare a conoscenza di tutti quanti è la bellezza con cui la Polizia di Stato opera sul nostro territorio. Quindi attraverso queste giornate cerchiamo proprio di professare il bello, perché il bello ce l'abbiamo, non dobbiamo inventarcelo, e quindi troverete la passione dei poliziotti a cavallo, nonché dell'area cinofili. Io non lo sapevo, però sono impiegati dello Stato anche cavalli e cani. Non vi voglio svelare di tutto, però ci sarà lì per esempio il comandante Vagliasindi che vi illustrerà una serie di cose con una passione incredibile, ma devo ringraziare veramente stavolta, consentimelo, perché il passaggio che stiamo facendo è anche quello di ringraziare chi c'è dietro le quinte, perché valorizziamo anche le risorse umane. Quindi ok la politica corretta, sì, però anche chi mette le mani in pasta. Le risorse umane quando poi sono costituite da giovani, devo dire che ci danno ancora più speranza, no? per il futuro. Infatti Roberta, poc'anzi parlavi appunto della bellezza, di quello che sono comunque dei respiri che noi diamo. Quest'anno il tema delle giornate FAI d'autunno, che anche per volontà nazionale sono coordinate dai gruppi giovani su tutto il territorio,
A maggior ragione quest'anno ricorrono anche i 50 anni della fondazione, quindi abbiamo questo ulteriore senso di responsabilità. Noi siamo dei depositari di bellezza e attraverso quello che è la fondazione, la missione del FAI, appunto, riusciamo a poter narrare, ma perché custodiamo e ci ritroviamo in questa identità. Il tema che abbiamo voluto dare come delegazione di Catania, insieme a tutte le delegazioni limitrofe, che sono appunto Cireale, il gruppo di Gerri Riposto, il gruppo Etna Nord e anche il gruppo di Terre del Calatino, quindi tutte le aperture che sono visitabili e che potete consultare sul sito, sulle pagine social, e Sussurri nel tempo, percorsi tra memoria, bellezza e nobiltà. Quindi insieme noi volontari e soprattutto grazie anche alla collaborazione degli apprendisti ciceroni, di cui le scuole ogni anno ci supportano, potremmo farvi esplorare e raccontarvi di questa bellezza. Gli apprendisti ciceroni sono un'idea bellissima, sì, no? Perché è un po' un coinvolgimento che non può essere una forzatura, di base bisogna avere anche dentro la curiosità, no? Abbiamo fatto l'incontro con le scuole, sono stati il pre e quello che sarà è un lavoro complesso, una macchina complessa, però devo dire che visitando le scuole scopriamo un mondo, i giovani hanno tanto e devo dire che grazie anche alla passione di tanti professori e della sensibilità anche dei dirigenti scolastici abbiamo tante testimonianze di ragazzi che lo hanno fatto un po' per gioco, di avvicinarsi al FAI, fare l'apprendista cicerone e poi lo sono diventati. Fanno parte del gruppo giovane. Ma questi apprendisti ciceroni sono anche, come dire, portatori di idee, nel senso di suggerimenti su luoghi da scoprire, per esempio. Sono pienamente comunque degli attori che stimolano quello che è ulteriormente la nostra curiosità. Comunque la missione del FAI, che è quella di valorizzare e comunque custodire quello che è il patrimonio artistico, culturale e anche paesaggistico, diciamo che gli dà un po' una chiave di lettura, una porta in più rispetto a quello che potrebbe essere l'accessibilità a questi beni, però loro sono i primi poi ad approfondire ancora di più e con passione, lo vedranno i nostri partecipanti, i nostri visitatori durante queste giornate, che poi appunto nel riscoprire i luoghi dei propri territori. Allora, sussurri del tempo, percorsi tra memoria, bellezza e nobiltà. Non abbiamo dato le date, cioè sono terribili. 11 e 12 di ottobre, sabato e domenica, l'intera giornata sostanzialmente. Insieme a noi ci saranno tanti altri volontari e la protezione civile, nonché tante persone che si sono appassionate. Mi preme dire, vorrei spendere altre due parole, perché il Boschetto Playa non è solo il Boschetto Playa, non sono soltanto i poliziotti, che già sarebbero stati tanto, ma anche il Boschetto avrà una serie di intrattenimenti dentro. Saranno presente l'associazione Andos, quindi per sensibilizzare le malattie oncologiche, ma anche della prevenzione. La prevenzione, quindi il mese rosa, diciamo così, di Andos, è un'ottima idea sposare, coniugare queste cose. E non solo, perché la professoressa, la dottoressa Francesca Catalano è sempre molto sensibile a queste tematiche e lei è come noi, è del fare, quindi insieme a questo ci saranno anche dei momenti dove si coniugherà il Pilates, lo yoga, perdono, che è diciamo, stanno mettendo sempre più a sistema delle occasioni per vincere questo brutto male attraverso Fabio Yogamare, per esempio, e poi ci sarà anche Laura Ruggero che attenzionerà e susciterà ancora di più lo stimolo delle idee da parte di coloro che verranno a visitarci, perché è un luogo accessibile tanto alle famiglie, alle persone che amano lo sport e il verde, ai bambini, e anche nonostante il terreno non sia molto idoneo, comunque anche le carrozzelle possono entrare da noi. Allora, memoria, bellezza e nobiltà in realtà poi sono i corrispettivi di questi percorsi colorati, no? È vero? Che abbiamo anche visto poco fa nella nostra foto. Esatto, quest'anno abbiamo voluto pensare 3 percorsi tematici, così da, diciamo, portare, raccontare e accogliere i nostri visitatori. Parliamo appunto del percorso verde, che sarà incentrato su quello che è l'ambiente e la natura, con alcune aperture, tra cui mi preme
anche oltre il Boschetto della Playa, ovviamente esatto, menzionare il Giardino Bellini, perché veramente sarà un'apertura speciale, una chicca nazionale che abbiamo voluto fortemente e che grazie al Comune, alla Sovrintendenza, all'assessorato siamo riusciti a recuperare, a ripulire questo criptoportico settecentesco che sarà appunto visitabile dopo tantissimo tempo. Allora ci consigliate di venire lì? Cioè in Non queste solo. giornate ci consigliate di venire a fare i nostri servizi Non per i solo, telegiornali? Assolutamente, avrete tanto da raccontare. Eccolo qua, il Giardino Bellini, il contesto, il punto di ritrovo, gli obiettivi, insomma Tra c'è tutta l'altro una fruibile storia. anche attraverso gli apprendisti ciceroni, ma anche una web app che sarà disponibile. Poi abbiamo il percorso giallo che racconta appunto la storia e la nobiltà della nostra città e delle zone limitrofi attraverso comunque percorsi nei palazzi storici, e il percorso rosso che invece fa capo alla letteratura e quindi rispetto a quelle che sono tutti comunque la storicità. Allora, stiamo quasi terminando, dobbiamo citare, se mi permettete, altri due luoghi che sono luoghi di grande curiosità, a seconda ovviamente del pubblico, degli utenti che verranno a visitare i luoghi. L'osservatorio Etneo dell'INGV è un punto topico, possiamo dirlo. È un punto dirlo. topico che connubia quello che è comunque la storicità del luogo che custodisce invece la tecnologia e l'innovazione che ogni giorno la ricerca appunto che si sviluppa all'interno del sito. E poi c'è il teatro. Il Teatro Bellini con delle chicche che saranno anche, avremo delle esposizioni particolari proprio legate a questa apertura speciale. Quindi ogni anno ci impegniamo in tantissimi tra volontari e apprendisti, quindi diciamo che tra l'11 e il 12 ottobre le aperture sono veramente tante, 21 siti che come delegazione stiamo aprendo. Tra il sito web e la pagina social possono vedere tutte le aperture e quindi invitiamo tutti quanti in questo viaggio attraverso appunto la bellezza, i miti, la storia con delle voci narranti d'eccezione. Allora, abbiamo citato soltanto la città di Catania, vi dispiace dare almeno due indicazioni sulla provincia? Accireale, Santa Venerina, Vizzini, Mineo e Caltagirone. Sì. E anche Gerri Riposto, che veramente c'è un palazzo nobiliare molto interessante. In quanti sarete impegnati in queste Tantissimi. Tantissimi, però è aperto, è open, ci potranno essere nuovi assolutamente, siamo un plotone in azione, infatti anche stamattina siamo divisi, però siamo sempre la casa dell'accoglienza trasversale, nel senso chi è curioso e chi ha voglia di aiutarci a fare della nostra città un luogo sempre più bello è il benvenuto. Allora, grazie, è stato splendido ospitarvi e naturalmente tutti l'11 e il 12 a vivere queste emozioni di grande bellezza, di ricordi, di storia e perché no, anche di un occhio proiettato verso il futuro con le giornate Concediamoci dei momenti di leggerezza in questo periodo. Grazie ancora, ci fermiamo, una pausa e l'ho detto che è una giornata al femminile, fra poco ci colleghiamo con Veronica Barbarino a Marina di Ragusa. Torniamo. Ed eccoci tornati in studio, ma ci dirigiamo adesso in un'altra zona della nostra Sicilia rispetto ovviamente ai nostri studi catanesi. Mi collego con Veronica Barbarino. Chiariscimi se sei a Ragusa o a Marina di Ragusa. Veronica, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ci troviamo a Marina di Ragusa in questo contesto meraviglioso di campagna. Dall'altra parte c'è il mare e qui dietro abbiamo tantissime coltivazioni e oggi parliamo di GAS, ovvero di gruppo d'acquisto solidale. Lo facciamo con Cecilia Tumina. Buongiorno. E con Alessandro Assutera, la nostra quota azzurra, perché ci dicevi che oggi è stata una puntata tutta al femminile. Beh, ho avuto anche un professore universitario, insomma, però siamo di più. Allora, Veronica, intanto io sono molto curiosa di conoscere l'attività di GAS Mazzarelli e di capire un po' che cosa significa acquistare in modo consapevole e poi solidale. Vai pure tu in collegamento. E allora il gruppo d'acquisto solidale nasce, intanto si chiama Mazzarelli perché ci troviamo a Marina di Ragusa. Cecilia è il past president ed è una delle fondatrici di questo GAS qui a Marina di Ragusa e quindi proprio tu ci puoi spiegare come nasce, di che cosa si occupa, eccetera.
Certo, grazie. Intanto buongiorno a tutti e a tutti. Sigas è appunto un gruppo di acquisto solidale. Mazzarelli, non Mazzarelli, Mazzarelli è il vecchio nome di Marina di Ragusa. Proviene dall'arabo Marsarillah, che significa piccolo porto, piccola rada, e noi abbiamo voluto chiamare il nostro gas appunto con questo vecchio nome perché fra gli obiettivi del gas c'è anche, come dire, un occhio particolare alle tradizioni. Perché un gruppo di acquisto solidale? Perché abbiamo intanto tanti produttori a chilometro zero che fanno parte di questo territorio e che applicano pratiche virtuose per la coltivazione del suolo. Abbiamo solo prodotti stagionali e questi produttori incontrano direttamente i consumatori. Siamo tutti soci del gas, questo permette quindi di accorciare, anzi annullare completamente la filiera distributiva, consente il riconoscimento del giusto prezzo a chi corre il rischio della produzione. I nostri produttori, dicevo, sono virtuosi, ma sono anche costretti in qualche maniera a farsi largo a gomitate con la grande distribuzione organizzata e con tutta un'altra serie di problematiche che potete immaginare. C'è il concetto della solidarietà, sicuramente, del chilometro zero, della consapevolezza del consumo critico, cioè questo piccolo gruppo che è partito nel 2016 con soli 2 produttori e 13 famiglie, adesso è costituito da 15 produttori e 150 associati, molti dei quali non sono solo, diciamo, del luogo, locali, ma la maggior parte di loro, una buona parte di loro sono stranieri, perché come Marina di Ragusa abbiamo la fortuna di avere appunto questo porto nel quale durante il periodo invernale tantissimi diportisti decidono di passare, di svernare, e loro sono i nostri migliori sostenitori. Perché? Perché innamorati della Sicilia, innamorati del cibo, innamorati anche della nostra cucina, loro vengono a rifornire le loro cambuse nel nostro gas. E non solo, quando partono portano con sé tutti i nostri prodotti, quindi possiamo dire che sono testimonial in qualche maniera della sicilianità nel mondo, perché vengono veramente da tutte le parti. Ma concretamente come funziona questo gas? Allora, intanto al gas bisogna associarsi, ma non è questo un problema. Abbiamo una piccola scheda in cui si mettono i dati personali, un piccolissimo contributo, ma la cosa importante è che abbiamo una piattaforma informatica della quale forniamo le credenziali a ciascun socio, a ciascuna socia. In questa maniera i produttori pubblicano i listini che rimangono aperti dal venerdì al lunedì, e quando i listini vengono chiusi i produttori hanno la possibilità di controllarli e di approntare per il mercoledì pomeriggio, quindi facciamo una distribuzione diretta il mercoledì pomeriggio appunto a Marina di Ragusa in via Cattolica. Hanno la possibilità di venire a ritirare ciò che hanno ordinato. Questo consente, a parte, ripeto, e questa è la cosa importante, questo incontro fra produttori e consumatori che poi si traduce in un rapporto personale, cioè per respirare la somma di quello che è il nostro spirito di condivisione è proprio il momento della distribuzione, perché in quel momento ci incontriamo tutte e tutti e ci sono degli scambi bellissimi che vanno non semplicemente nei prodotti, ma nella letteratura, che libro hai visto, che ci sono tantissime occasioni per potersi confrontare. Gli stranieri chiedono come si cucinano le nostre verdure, e quindi è bellissimo. Ma un'altra cosa importante è che ordinando i prodotti si evita lo spreco, cioè i nostri produttori intanto raccolgono i prodotti il mercoledì mattina o addirittura il mercoledì Quindi pomeriggio. freschissimo. Sono freschissimi. E in più raccolgono quello che è stato ordinato, quindi hanno la certezza matematica di vendere quello che è stato ordinato. Certo, sempre qualcosa in più loro la portano, perché lo sappiamo, c'è sempre quello dell'ultimo minuto che muscur dai, l'ho dimenticato. Magari c'è qualche passante che vuole acquistare qualcosa. I Veronica. passanti in teoria non possono acquistare. Sì, Veronica, ma c'è un luogo fisico dove appunto si può venire per constatare, per apprezzare, per acquistare questi prodotti?
Esattamente, a Marina di Ragusa in via Cattolica, vicino ai campetti dei Gesuiti, diciamo, è più famosa questa location con questa edizione, e noi invitiamo tutti e tutti a venirci a trovare proprio il mercoledì pomeriggio, perché proprio quello è il momento clou in cui si possono intanto incontrare tutti i produttori e chiedere le informazioni su tutti i prodotti, ma soprattutto respirare quest'aria di condivisione e di convivialità che ci caratterizza. Veronica, i prodotti E a di proposito di quel territorio, scusami, ti interrompo solo un attimo, i prodotti di quel territorio sono prodotti meravigliosi. Il Ragusano è una terra veramente magica da questo punto di vista, no? Quali sono le eccellenze? E beh, a parte l'olio, la pasta fatta di grani antichi, il miele, noi abbiamo il miele di timo, il cosiddetto miele di Satra, tanto decantato anche da Ovidio. Abbiamo tutti i prodotti orticoli che vengono certamente coltivati solo per le stagioni, ma in realtà il valore aggiunto è proprio, io lo dico sempre, è l'amore con il quale i nostri produttori coltivano le proprie produzioni, e questo fa la differenza, perché sono tutti produttori che hanno scelto di fare questo lavoro e di farlo in una certa maniera, quindi senza impiego di prodotti chimici, senza eccessive speculazioni e con grande rispetto del terreno e del suolo, cosa che ormai si è dimenticata. Veronica, vai tu a chiudere, ma abbiamo un produttore. Appunto, perché vedo l'ospite, però è lì fermo. Adesso lo animiamo. Alessandro, lui è un produttore che fa parte del gas, che ha anche una storia insolita, perché lui abbandona la banca, quindi il posto fisso, per rimettere in piedi i terreni di famiglia. Eh sì, è stata una sfida, ma soprattutto è stata una scelta di libertà per me, quella di uscire da quel sistema lavorativo per riappropriarmi sicuramente del mio tempo, che è una cosa che diciamo di cui non si discute abbastanza spesso in questo momento della storia, e soprattutto avere un legame concreto e sincero con la terra. Noi, al di là del fatto che avevamo una proprietà di famiglia che andava gestita, abbiamo messo in campo tecniche di coltivazione moderne che sono rispettose veramente dell'ecologia e del contesto in cui ci troviamo. E questo è quello che condividiamo con il gas e con tutti i produttori del gas, perché ognuno a suo modo applica un tipo di agricoltura di pace, un tipo di agricoltura di rispetto che va un po' in contrasto sicuramente con i concetti dell'industrializzazione agronomica. Tu di che cosa ti occupi? Che cosa produci? Io produco pasta di grani antichi, olio, frutta e oli essenziali. Veronica. Abbiamo un impianto agroforestale e quindi coltiviamo la frutta in un contesto forestale. Veronica, dobbiamo chiudere, abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Volevi aggiungere qualcosa, altrimenti ci salutiamo. No, va bene, ci salutiamo. Purtroppo c'era tanto da raccontare, ma magari ne parliamo poi più avanti, perché è veramente una bellissima realtà da conoscere e magari imitare in altre parti della Sicilia e non solo. No, guarda, per come è stata raccontata, io credo che lo spirito di emulazione nascerà, perché è bellissimo sentire parlare di questo, soprattutto in un tempo storico come questo. Prima parlavamo col professore, l'endocrinologo, del cibo, no? Della cattiva qualità del cibo che troviamo molto spesso nella grande distribuzione, quindi insomma questo è davvero molto importante, che ci sia questa fetta. Voleva aggiungere una cosa velocissima, perché dobbiamo andare... Posso aggiungere solo una cosa a proposito del cibo? Il buon cibo è un diritto di tutte e di tutti, e questo è uno dei valori che il gas segue, perché non si può considerare il buon cibo solo un fatto di elite. Grazie Veronica per il collegamento di oggi, e andiamole a guardare adesso le stelle. Prontissimi a sentire la voce di Marco Amato, che significa lo sguardo alle stelle, e lo sguardo anche un'altra cosa che riguarda la musica. Sembra che siamo messi quasi in collegamento su questa storia della musica, io e te. Buongiorno.
Già, pare sì. Buongiorno Roberta, buongiorno Manuela, a tutte le signore in studio. Grazie Marco. Allora, perché dico la musica? Perché tu guardi sempre un po', no, su personaggi, la situazione astrale, ma anche collegata al momento storico che stanno vivendo nella loro carriera. Oggi parli di Cesare Cremonini. Sì, Cesare Cremonini, che è un ariete, e proprio oggi viene salutato dal plenilunio in ariete. La luna stasera si compie piena in ariete, segno della testa, del comando della conduzione. L'ariete è un segno zodiacale che rappresenta il Big Bang, l'esplosione, l'azione dell'universo che crea la vita. Per questo tutti i nati arieti hanno sempre voglia di ricominciare, di andare avanti e sempre con un entusiasmo celebrativo della vita. Segno di Marte, un segno maschile per eccellenza, ma oggi trionfano le donne del segno. La luna ingentilisce questo segno zodiacale, il sole chiaramente è in opposizione in bilancia, per cui la giornata di oggi proprio con un più capitanare delle donne e un più ingentilire degli uomini. Tornando a Cesare Cremonini, l'ariete sta vivendo un momento eccezionale. Mi dà modo di parlare proprio del primo segno zodiacale che con gli influssi della Luna, di Saturno e di Nettuno sta di nuovo cavalcando la sua carriera in maniera ottimale. Il Toro oggi invece è un po' confuso, proprio perché la Luna è dietro, quindi si fa delle domande. I Gemelli vantaggioso assolutamente questo plenilunio, un sestile un trigono, per cui i Gemelli ripartono bene. Cancro, luna di quadratura ma piena, fortissima, efficace, per cui oggi esuberanza e ambizione al Cancro. Leone, luna di trigono, bellissimo. Questa luna accende tutti e tre i segni di fuoco, per cui il Leone oggi è più ruggente che mai. Vergine, Venere vi fa compagnia, si oppone a Saturno e vuole delle certezze. Bilancia, opposto appunto alla Luna in questo plenilunio, ma oggi la Bilancia prende decisioni importantissime. Scorpione, Marte vi fa compagnia, quindi ancora passione. Sagittario, luna di trigono per voi, ottimo. Capricorno, una quadratura, fate bene attenzione tra lavoro e amore a non privilegiare troppo l'amore. Acquario, per voi è splendido perché è comunicativa, esplosiva e bilancia di nuovo verso dimensioni fantasiose. Pesci, per voi oggi la luna porta concretezza, denaro e visione. E detto questo, auguro alle mie belle colleghe in studio una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie, sono la collega un po' confusa oggi, essendo del Toro, sto in una giornata messa così. Allora, caro, meglio che io ceda la parola a Emanuela Corsi, che è qua in studio. Emanuela. Quindi va tutto bene, grazie Marco. Noi lo ascoltiamo molto attentamente. Sempre, Amato, sempre. Vabbè. Marco lo sa perché poi gli mando anche i messaggi in privato, quindi io sono una sua grandissima fan. Allora, chiudiamo con lo spettacolo. Jennifer Lopez che torna con un musical, Il bacio della donna ragno, dove interpreta 3 diversi ruoli. Canto, ballo, realizzo un sogno, dedico il film ai latinoamericani e alle comunità gay e trans, oggi vittime di discriminazioni. Siamo nella pagina del Corriere della Sera degli spettacoli. E poi, sempre dal Corriere della Sera, proseguono le riprese di un film tanto atteso, il sequel di Il diavolo veste Prada, e Milano praticamente è andata in tilt perché stanno girando alcune scene lì. Chiaramente Milano, capitale della moda italiana, quindi non poteva mancare appunto come set. Quindi Blunt, Strip, Tucci e Hathaway. Milano sembra Hollywood, città bloccata per le riprese appunto del sequel del Diavolo veste Prada 2. E poi l'ultima notizia invece dalla Sicilia, Io, il Dalai Lama e la felicità. Lui è Richard Gere, che parla del documentario di Barbara Miller, Philip Delacqui e Manuel Bauer, del quale è produttore esecutivo. Lui ha una grande amicizia con la Dalai Lama, insomma ha sempre avuto una grande amicizia. Che dirti Emanuela, grazie per questo dulcis in fundo, mettiamola così, perché grazie ci sta a te, bene. Roberta. Grazie Emanuela Corsi, grazie a voi per averci seguito. Buongiorno Sicilia tornerà come sempre domattina alle 8.